Euroregione.news. 18° Premio Friuli declinato al femminile. La 18ª edizione del Premio Friuli, che viene conferito annualmente a persone di origine friulana che con le loro competenze ed impegno nei campi scientifico, culturale, economico ed imprenditoriale e sportivo contribuiscono a mantenere alto il nome del Friuli, è stata declinata interamente al femminile. Tradizionalmente organizzato nell'Abbazia di Rosazzo dalla sezione udinese dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, in contemporanea con il 20° incontro interprovinciale dell'associazione, la cerimonia del premio è stata preceduta dalla Santa Messa ufficiata da Don Pasquale Di Donna, cappellano capo della Marina Militare e socio onorario UNCI, che nell'omelia ha riflettuto sul significato del comandamento dell'amore e sulla sua apparente contraddizione. Come si può comandare l'amore e come si possono accettare le parole di Gesù quando egli si rivolge agli apostoli affermando che solo se osserveranno i suoi comandamenti rimarranno nel suo amore, come lui ha osservato i comandamenti del Padre? Di Donna ha richiamato antichi trattati di alleanza della tradizione medio orientale assira ed ittita che hanno tramandato nei Vangeli questo linguaggio affettivo giuridico con il quale si vuole dire che in amore ed amicizia ci sono regole e comportamenti da rispettare, riferendosi inoltre al 15° capitolo di San Giovanni e alla sostituzione per elezione di San Mattia al posto del traditore Giuda, così da far tornare in numero di 12 gli apostoli. Di Donna ha riflettuto sullo spessore dell'atto elettivo, della preparazione di fondo che questo atto richiede sia da parte di chi elegge che da parte di chi viene scelto ad assumere un determinato compito, ruolo di apostolo che Mattia era preparato a ricoprire. La Santa Messa è stata arricchita dalle note musicali e vocali del coro Don Alcide Venuti di Manzinello, diretto da Sara Della Rovere. Dopo la messa, la cerimonia ufficiale in abbazia, l'inno nazionale nel chiostro dell'abbazia di Rosazzo, eseguito dal coro Don Alcide Venuti di Manzinello, a precedere la cerimonia di consegna dei premi realizzati alla Ottaviani Argentieri di Recanati tramite l'Oreficeria Romagna di Udine. Dopo i saluti e l'introduzione del grande ufficiale Carlo Del Vecchio, presidente dell'UNCI di Udine, e del commendatore Mariangela Fantin, presidente del Consiglio regionale Piermauro Zanin ha preso la parola per sottolineare l'eticità del premio e l'importanza di averlo assegnato quest'anno a 2 donne che testimoniano all'estero quello che il Friuli dovrà essere in futuro. 2 donne impegnate in centri decisionali che sono chiamati ad affrontare le vere crisi del futuro, ha detto Zanin, come quella del cambiamento climatico, che richiederà responsabilità, studio e azione collettive per non far ricadere sulle spalle delle generazioni future gli effetti di cambiamenti che sono già in atto. Hanno portato i loro saluti anche il sindaco di Udine Piero Fontanini, l'onorevole Ivano Strizzolo, il tenente Stefano Gagliardi dell'8° Reggimento Alpini, a nome del suo comandante, il consigliere regionale Franco Jacob e il vice sindaco di Manzano Lorenzo Alessio, portando i saluti del sindaco Piero Furlani. Presenti in sala tra le autorità anche il sindaco di San Giovanni al Natisone Mario Zufferli e il vicepresidente nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale Giuliano Clinori. Ed ora presentiamo le 2 premiate. Martina Dorigo, classe 87, nata a Palmanova, inizia con il liceo linguistico Catarina Percotto di Udine, perfezionandosi negli Stati Uniti e con Erasmus all'Istituto di Studi Politici Robert Schuman a Strasburgo. Nel 2010 la laurea in scienze politiche all'Università Luis Guido Carli di Roma, poi arricchita da un master in relazioni internazionali, e nel frattempo, appena 23enne, concretizza l'esperienza a Washington, prima come assistente di ricerca all'Hudson Institute e poi con il prestigioso incarico di ricercatrice ospite alla George Washington University. Successivamente Martina affina le sue competenze in sicurezza e agricoltura sostenibile, fabbisogni post-catastrofe, codice umanitario, cambiamenti climatici, energia e gestione delle risorse naturali in università e organismi nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Oggi Martina Dorigo lavora a Washington come analista di programma per l'Adaptation Fund della Banca Mondiale, responsabile della revisione tecnica di progetti e programmi sull'adattamento al cambiamento climatico. Ha al suo attivo diverse missioni di monitoraggio svolte in Egitto, Georgia, Turkmenistan, Colombia, Ruanda, Isole Cook, Samoa, Messico e Barbados. Martina Dorigo ha ricevuto il premio Friuli dalle mani del vice sindaco di Manzano Lorenzo Alessio, dall'onorevole Strizzolo, e la medaglia della regione dal presidente del Consiglio Zanin.
Marianna Tonutti, classe 1979 di Udine, inizia gli studi presso il Liceo Scientifico Percoto di Udine, che poi prosegue laureandosi in relazioni pubbliche all'Università di Udine e perfezionandosi ulteriormente presso l'Università di Leicester nel Regno Unito con un master in sviluppo internazionale nelle zone di conflitto. Nel 2006 riceve l'incarico di osservatrice elettorale per conto dell'Unione Europea in Mauritania e in Venezuela, e nel 2007 si occupa di cooperazione internazionale presso l'ambasciata italiana a Baghdad, in particolare occupandosi del Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Iraq, coamministrato dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale. Dal gennaio 2013, per oltre un anno, fa parte della missione europea a supporto della polizia e delle istituzioni giuridiche afghane a Kabul. Dall'ottobre 2014 al luglio 2016 riveste il ruolo di Program Manager nella missione dell'Unione Europea a supporto della polizia e allo Stato di diritto palestinese a Ramallah in Palestina. Dal gennaio 2017 ad oggi riveste il compito di consigliera per la stabilizzazione in ambito NATO presso il comando strategico SHAPE a Mons in Belgio. In particolare si occupa di facilitare la comunicazione, sviluppando partnership strategiche con le organizzazioni internazionali, non governative, settore privato ed accademico. Nel corso della sua carriera ha lavorato in Palestina, Afghanistan, Iraq, Mauritania, Messico e Venezuela per il Ministero degli Affari Esteri italiano e per l'Unione Europea. Per la sua attività nell'ambito dei diritti umani e protezione dei civili ha ottenuto recentemente il premio internazionale Serge Lazarev. Marianna Tonutti ha ricevuto il premio Friuli dalle mani del sindaco di Udine Piero Fontanini e la medaglia della regione dal presidente del Consiglio Zanin. Vivere dall'interno l'impegno istituzionale ad alto livello per combattere questi problemi così grandi che riguardano tutta l'umanità. Che vision ha creato in voi? Lavorando per la NATO, per un'organizzazione internazionale, devo per forza in qualche modo essere ottimista per riuscire a condurre il mio lavoro. Lavoro con professionisti di alto livello e credo che sì, ognuno nel proprio piccolo, facendo il meglio nel proprio campo, possa contribuire alla risoluzione o almeno al dibattito su questi grandi temi. Grazie per la domanda. Come ha detto anche la mia collega, lavorando per un'organizzazione internazionale, nel mio caso lavoro per l'Adaptation Fund, che in italiano significa Fondo di adattamento per il clima. I report diciamo ultimi a livello di scienziati a livello internazionale ci indicano che dobbiamo agire urgentemente per risolvere questa urgenza climatica. Bisogna essere speranzosi e sicuramente se ognuno di noi fa qualcosa a livello anche dei media si può aumentare la coscienza su queste problematiche, si può cercare di tradurre quello che è il linguaggio scientifico e tecnico sui cambiamenti climatici in un modo che possa essere compreso da tutta la popolazione. Penso che questo possa essere un primo passo affinché ognuno di noi possa fare qualcosa per preservare l'ambiente e quindi garantire una qualità di vita giusta per tutti. La cerimonia del premio Friuli si è conclusa con la consegna dell'attestato di merito al cavaliere Roberto Franz, dei diplomi di socio ordinario a Loris Michelut, Maurizio Milanese e Rino Petridge e di un attestato a Jessica Giorgiutti consegnato dalla delegata Donne Unci e da Floreani. Euroregione.news